troppo tardi. Ragazzi, scusatemi, ma è un macello oggi. Allora, cambio un attimo i titoli e tutto velocemente. Datemi qualche minuto, che se no entriamo in live tra 88 ore. Poi appena c'è qualcuno, spieghiamo tutto. Allora, ok. Allora, tanto il gioco. Voglio sperare che forse sia riuscito a trovare dov'è il problema. Quindi, forse potremmo stare un pochino tranquilli. Forse. Allora, ok. Ok, allora, questo fatto. Meno uno. Buon pomeriggio a chi sta entrando. Ragazzi, scusate il ritardo, ma adesso ho finito di formattare il PC. Stavo mettendo le ultime cose. Anche perché non so se è il mio PC o altro, ma comunque il gioco crasha tantissimo. Quindi stavo cercando anche di capire tramite qualche file dump se riuscivo a capire un attimino di che cosa, con chi me la dovevo prendere. Ma ho fatto dei tentativi, dovrebbe andare. Allora, se non andrà, cercheremo un'altra soluzione. Allora, un attimo solo. No, islandese non ancora, devo iniziare a studiarlo. Allora. Ok, minchia, pure i tag si sono tolti. Oh, allora, prima che li riaggiungo subito. 2 secondi soltanto. Vi prometto che non è uno scam. Mo' finisco qui e apparirà persona in italiano. Giurin giurello, datemi giusto 2 secondi. Ok. Ok, allora, anche perché ci sono stati degli ulteriori aggiornamenti stamattina. Ok, fatto. Allora, io lo lancio e vediamo quello che succede. Allora, 2 minuti che lo avvio. Ok, il launcher si è caricato. Allora, che ci sono stati dei netti miglioramenti da ieri. Allora, sta caricando. Ok, vi aggiusto la scena in tempo reale. Datemi 2 secondi. Ok. Allora, devo soltanto prendermi da qui possibilmente i filtri audio. Ok, e glieli vado a cicciare qua. Sei una gran brutta persona. Persona. Incolla i filtri. Fatto. Ok, allora così le vostre orecchie dovrebbero essere salve. Allora, quando la finestra non è selezionata, lagga all'inverosimile. Allora,
Ok, il gioco non sta emettendo suoni. Comunque è buggato come la merda. Allora, vediamo un po'. Allora, come vedete qualcosina in italiano già c'è, tutto a posto, tutto tranquillo. Ah già, perché l'avevo mutato prima mentre facevo delle prove. Vedi? Allora, musica a voi dovrebbe esserci. Si abbassa quando parlo, l'abbasso giusto un altro pochino. Microfono a me così. Ok, allora. Ok, ci siamo. Allora, è possibile che crasherò, quindi se vedete che salta tutto, ragazzi, abbiate solo qualche attimo di pazienza e rientro. Allora, ora vediamo un pochino dove dobbiamo metter mano. Che ci riusciamo, naturalmente. Allora, facciamo un po' di traduzione e un po' andiamo avanti con il gioco e tutto. Allora, ok. Allora, ok, si vede. Siamo online. Giustamente ne risente della pesantezza perché ho provato a togliere anche l'overclock al PC per capire se fosse un mio problema e se posso risolverlo in qualche modo. Allora, vediamo un po' da dove voglio cominciare a tradurre. Facciamo così. Vediamo se riesco a metterlo un attimino a 60 fisso per bene. Facciamo tradurre pure questo. No. Lasciamo così. L'FSR soltanto, lascio tutto il resto. Vediamo così se va. Comunque è pesantino il titolo, Allora, vediamo un po' da dove vogliamo iniziare. Io prima stavo lavoricchiando un pochino per fare ste prove su come ho settato il tutto. Sono riuscito a cambiare alcune cose per quanto riguarda gli spostamenti rapidi. Quindi qua escono almeno i piani e per quanto possibile le scritte vengono centrate. Sto provando a chiedere se c'ho comunque la possibilità di modificare la grandezza dei testi delle caselle, eccetera, eccetera. Vedo un attimino se qualcuno mi dice qualcosa e via. Anzi, controllo lo stesso adesso, che vedo che ci sono delle risposte. Ok. Ok, non c'è niente di aggiornato. Allora. Può essere pure un problema dei driver grafici. Difatti, per sicurezza, se dovesse ancora crashare, più tardi riprovo a mettere i penultimi driver. Allora, giriamo un po' e andiamo a caccia di frasi e cose da tradurre. Allora, ecco, iniziamo con qualcosa di semplice. Anzi, mo lo metto. Se qualcuno vuole dare comunque una mano. Si accettano aiuti e suggerimenti. Ecco qua. Ok, solo che quando switcho, giustamente, si toglie tutto. Ok, allora. Acqua minerale naturale. Soda al gusto di yogurt. E acqua frizzante.
Allora, vediamo se mi ha agganciato questi. Sì, 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 sì. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, ci passiamo. Acqua minerale naturale. E ce lo mettiamo qua. E lo salviamo come... Un po' se becchiamo qualcosa. Non dà frasi, quindi facciamo... Facciamo acqua naturale. Poi la descrizione può essere bevuto direttamente. Vediamo un po'. Può essere bevuto direttamente, usarlo nelle A per ripristinare il 2% di B all'inizio di ogni turno di C e l'effetto dura per 2 battaglie. Allora, giustamente si prende le parole in base all'occorrenza. Allora, facciamo la prima prova. Prendo tutta la riga da qui e me la porto qui. E ce la incolliamo. A posto. Abbiamo la base. Ora, me ne hai generata anche un'altra. Mm. Ok, sembra di no. Allora, vediamo se c'ha senso. Può essere bevuta. Risparmiamo qualche testo. Usarlo nel metaverso. Metaverso. Per ripristinare il 2% di SP. All'inizio di ogni turno. All'inizio di ogni turno di apri non credo abbia senso, quindi ripristinare il 2% di SP all'inizio di ogni turno. Facciamo punto. Durata 2 battaglie. E ci risparmiamo un sacco di testa qua. Durata 2 battaglie. Ok, quindi qua ce l'ho. Salvo. Chiudiamo il gioco. Frattempo che aspetto che viene qualcuno. Ok. Forzo la chiusura. Ok, questi qua li abbiamo messi. Per le persone collegate, se avete domande, se avete curiosità, se avete suggerimenti, fatelo tranquillamente. Allora, facciamo così. Accedi, lo metto sopra, che come priorità mi serve più quello. Ok. E facciamo così. A posto. Noi adesso rientriamo nel gioco. Io però mi devo chiudere una sigaretta perché mentre lavoro, se non fumo una sigaretta, non mi trovo. Vabbè, c'è questa qua che mi sono fatto prima, quindi. Allora, vediamo un po'. Io provo sempre a sperare che qualcuno su Discord mi possa aiutare. Ok.
Ok, comunque l'overlay col mio numero di telefono e altro non esce, quindi tutto a posto. Allora, andiamo a controllare se quello fatto, cosa si è preso e cosa no. Sto facendo tutto questo perché ho intenzione, devo vedere come, di condividere comunque il file della traduzione che sto aggiustando. Quindi tutto quello che aggiustiamo vedrò come condividerlo, non con tutti. Non vi aspettate che posto un link in 2 secondi e tutti quanti avete il file, soprattutto allo stato attuale, no, che comunque ci sono ancora molti errori e cose da correggere. Allora, vending distributore automatico, questa è nuova e l'agganciata. Vediamo un poco. Allora, questa c'ha una stringa di codice in mezzo, quindi vend lo fa normale, ing lo fa così. Quindi proviamo a fare una bella cosa, bella simpatica simpatica. Allora, questo è tutto il link. Bene, quindi mi prendo questo, me lo inizio a cicciare qua, così so a cosa devo lavorare. Andiamo a vedere un attimo il distributore che fa. Acqua naturale, può essere bevuta. Usarlo nel metaverso. No, usarlo, usalo. Usala nel metaverso per ripristinare il 2% di SP all'inizio di ogni turno. Durata 2 battaglie. Durata 2 battaglie. Ok, e questo è corretto. A questo punto richiudo. Buon pomeriggio a chi sta entrando. Ragazzi, se avete domande, fatele pure senza problemi. E devo aggiustare quel tenere in alto a destra che non mi garba proprio. Allora, vediamo un po'. Acqua naturale, può essere bevuta. Usala nel metaverso per ripristinare il 2% di SP all'inizio di ogni turno. Durata 2 battaglie. Ok, questa qua corretta, quindi posso anche salvare. Voglio aggiustarmi il rigo. Questo qui del distributore. Quindi io direi, se tolgo questo da qui e faccio motore, qua cancelliamo e penso serva uno spazio. Dovrebbe uscire distributore scritto in rosso e automatico normale in bianco. Mo' proviamo subito. Allora, come altro testo c'è qualche altra cosa che mi voglio passare? Ok, queste qua ancora no. Queste qua ancora no. Quindi facciamo la prova del 9 che se capisco anche come tradurre con stringhe di codice e fare cosine un pochino meglio, mi fa ancora più piacere. Allora, un attimo che ricarico. Ora ho iniziato tardi perché comunque stavo ancora formattando il computer, sto cercando di capire perché continua a crashare e a farmi bloccare tutto il PC. Da domani penso facciamo verso le 3, facciamo un pochino di traduzione, un'oretta e poi comunque continuiamo a giocare perché comunque voglio vedere pure io il gioco e dobbiamo sbloccare le nuove funzioni eccetera. Naturalmente tutti quelli collegati se avete
Scusate, ho finito di mangiare da poco. Se avete domande, fatele pure senza problemi. Se avete suggerimenti, fateli. Allora, anche perché io devo controllare pure eventualmente il fatto dei driver Bluetooth. Darsi che siano quelli che mi stanno facendo andare in conflitto qualcosa nel PC. Allora, controlliamo sta cosa se è venuta bene. Se mi rispondono per la questione della grandezza dei caratteri, io aggiusto pure il menu delle impostazioni. Così almeno ognuno si può settare il gioco alla meglio e come preferisce. Allora, a posto. A posto. Ottimo. Ottimo. Quindi, vado qua. Ok. Voglio provare a vedere se... Voglio vedere se... Voglio vedere se... Voglio vedere se... Invece te l'ho accentata questa qui, facciamo O apostrofo. Vediamo se così si legge meglio. Allora. Eh sì, a questo punto aggiustiamoci tutta la macchinetta. Allora. Vediamo un po', ci aggiustiamo. Acqua naturale fatto. Soda al gusto di yogurt. Soda al gusto di yogurt. Soda al gusto di yogurt. Qualche suggerimento per la parola? Che non posso far uscire parole troppo lunghe. Senti, momentaneamente diamo nomini brevi, così cerco di pulire il tutto. Poi se qualcuno mi dà qualche suggerimento, lo teniamo in considerazione. Quindi facciamo soda yogurt. La descrizione è la stessa. Quindi una volta aggiustata quella va bene. Poi abbiamo acqua frizzante. Ok, acqua frizzante. Quindi quella prima è confermata che era l'acqua naturale. Quindi teniamo questo. Ci aggiungiamo acqua frizzante. Ok. La e tenere. Voglio aggiustare quel tenere in alto a destra che mi dà un fastidio. Eccolo qua, dovrebbe essere questo. Dovrebbe essere questo qui. Sì, quindi se la matematica non è un'opinione, se io mi ciccio questo qui. Ok. Traduciamolo come un semplice AI. Facciamo sta prova, poi decidiamo un attimino come lo vogliamo far uscire. Allora, e questo c'è. A sto punto la macchinetta è tradotta. Usciamo. Un attimo. Controlliamo se queste cose vanno bene e ci andiamo poi a pulire un attimo il menu delle impostazioni. Buon pomeriggio a chi sta entrando. Ragazzi, partecipate alla conversazione, alla traduzione. Cioè, dite se vi sta piacendo il modo in cui sto aggiustando i testi, se avete qualche suggerimento, hablate. Speak also if you are in English. You can speak. Allora, facciamo così. Riresettiamo tutto. Ok. A posto così. Facciamolo ripartire. Saulo, buon pomeriggio, benvenuto. O welcome, dici se sei italiano or tell us if you are a speaking user. Ok, allora.
Vediamo un po'. Ok, ma facciamo almeno fino alle 5 e mezza un pochino di traduzione e poi vediamo avanti cos'altro succede. Perché ci voglio giocare. Allora, sono rientrato. Qua devo capire come posso riuscire ad aggiornare e a modificare il menu delle notizie. Allora, vediamo un po'. Si blocca? Non si blocca. Allora, spostiamoci un po'. Allora, macchinetta. Naturale, soda yogurt. Acqua frizzante. E sì, mi piace di più così con l'apostrofo. Poi se riescono a sbloccare la possibilità di usare i caratteri accentati, ancora meglio. Si è anche aggiustato AI in alto a destra, almeno così non dà fastidio. Però sopra qui giustamente viene tagliato. Mm. E dovrebbe essere questo modulo qui. Quindi se io prendo questo, parlo, faccio vedere col cursore così capite anche voi. Allora, fatemi mettere... No, cattura il cursore, c'è. Ok, questa scritta qua dietro qua. Questa qua dietro. Quindi, diciamo che il rigo è questo. Proviamo un po' a... Uh, facciamo. Arriva qui. Quindi sono... Oh, i Gabri, buon pomeriggio. Scusa, sto pensando alla traduzione, ho il cervello un attimo confuso. Buon pomeriggio. Come va? Ho ancora uno stretching tuo da riscattare. La bevuta ieri l'ho fatta. Sono un pochino occupato, però ho lasciato lì il comando e lo sai, quando davvero li faccio, li tolgo. Allora, arriva alla I. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo distributore. Facciamo solo distributore e vediamo come viene. Ok, questo salvato così. Ok, iniziamoci già a caricare pure qualche altra cosa qua vicino. Allora, ok, Crap Store. No, Gabri, è che il gioco originalmente è uscito solo in Cina. Quindi era tutto cinese, eccetera, eccetera. Ho trovato sto sistema per contribuire in qualche modo a far giocare chi vuole giocare. Quindi mi ci sto mettendo e piano piano sto vedendo di aggiustare un pochino le traduzioni in modo tale che quando rilascerò il tutto anche per le altre persone, almeno riescono a capire un pochino la situazione per il meglio. Allora, io devo trovare questo qua. Quindi, lui già se lo prende. Quindi dovrebbe essere qui dentro qua. Vediamo un po'. Store.
No, come te lo traduci? Scusami. Ecco, questa la devo capire. Mm, sì, su questi qua ti ho trovato filibustiere, più o meno, forse. Quindi di base già se vado a cambiare tutti questi qua dentro qua, io è crepe che non trovo. Non trovo le crepes. Crepe? Ok. Figlio di buona madre ti ho trovato. Quindi sei tu. Quindi questo qua, se io lo prendo da qua e lo ciccio in fondo qua, sempre per la questione dei codici e dei colori. Quindi se io da qua metto negozio senza spazio, codice del colore, crep e qui gli tolgo uno, qua gli aggiungo uno spazio alla fine. Ok, proviamo così. Proviamo così. Ragazzi, si va un po' a tentativo all'inizio, che sto cercando di capire bene come mi posso muovere. Nel momento in cui risolvo anche i casi un pochino più complicati, sarà molto più facile fare il resto. Allora, qua resettiamo. Questi qua degli accessi, questo me lo voglio tenere per dopo. Uh, questo lo facciamo come accesso in corso. Accesso perché è riuscita ad entrare. Ci togliamo tutto quello che di nuovo abbiamo preso da qui. Ok. Allora, a sto punto, resettato, resettato. Lo riapro. Ok. Buon pomeriggio a tutti. セガ Allora, vediamo un po'. È un lavoraccio, ma una volta capito il sistema, non ci sono problemi. Ok. Vede solo se mi rispondono qui per le caselle di testo e quant'altro, se ci posso fare qualcosa. Io provo a ripostare il messaggio, magari qualcuno forse un giorno mi ascolterà, chi lo sa. Ok. Allora, rientriamo. Vediamo un po' come mi è andato a modificare là. Almeno così, se ci servono anche i codici per il colore, vogliamo fare qualche frase colorata, una volta capito il codice, a posto. Anche perché queste sono le cose facili. Poi verrà il momento di tradurre i blocchettoni delle abilità e là dobbiamo capire come fare al meglio. No, ok, non ha funzionato. Devo togliere lo spazio. Devo togliere lo spazio. Quindi facciamo. Ok. Quindi a questo punto salvo. Ok, aspettiamo 2 secondi e lo riapro.
Persone collegate, vi piace quello che state vedendo? Perché se non partecipate, io non vi darò un bene amato cazzo. Naturalmente scherzo, eh. あとだブラック Poi, cioè, non state solo ad osservare. Suggerite. Hablate. Se volete vedere qualche punto particolare, ci mettiamo un attimo e lo traduciamo e proviamo insieme. Allora. Vediamo un po'. E gli altri giochi mi vanno bene, il problema è lui che mi fa crashare tutto. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ah, e devo controllare anche quella cosa del distributore, è vero? No, sei un figlio di buona madre. Ok, detto non te lo vuoi prendere, va bene, va bene. Allora, mo vedo come ti devo sistemare. A posto. Distributore. Ok, così abbiamo risolto anche la scritta qua in alto. Ok. Allora, a questo punto, oh, le persone si sono offese. Madonna mia, non sapete manco scherzare. Madonna mia, come state? Mamma mia. Allora, vediamo un po'. A questo punto io il problema ce l'ho qua. Facciamo così. Ritogliamo sto rigo. Riprendiamoci. 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 Dov'era? 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 Dove sei andato a finire? Eccoti qua. Guarda. Negozio per far capire subito che qui c'è da spendere i soldi. Va bene. Facciamo così. Vediamo questo. Ok. Allora, un attimo che lo sto chiudendo forzatamente. Allora, a sto punto facciamo così. Negozio, vediamo se ci esce in rosso. Ok, vediamo così. Ok. Ok, tanto fatto uno, dovremmo avere gli altri già fatti. Ok. A posto, segnato, fatto. Qua cancelliamo tutto. Ok. E a sto punto rientro. Vediamo così un attimino se quello va bene. Facciamo セガ un'ultima cosa, un 10 minuti e poi tutta storia, tutta salute. ブラックウィングス Ok. Allora. Ok. Vediamo un po'. Ok. Così sta andando. Ok.
distributore automatico è rimasto buono. Negozio crepe. Ok, a posto, a posto. Allora, facciamo così. Aggiustiamoci almeno i nomi dei negozi qua e poi ci aggiustiamo i prodotti la prossima volta. Allora, quindi a sto punto Game Center facciamo sala giochi. Ok. Questo è un combini, quindi facciamo così. Ok, facciamo così. Convenience store. Sei un figlio di buona madre. Giustamente devo salvare ogni volta, se no lui si va a ricaricare in automatico. Ok, io faccio così. Me lo lasci stare tranquillo per un po'? Ok. A sto punto abbiamo qua. Facciamo combini. Senza nessun'altra scritta dopo. Salvo. Non me lo vai a modificare e ti devo menare. Poi qua che cos'è? Che cos'è qua? Ok, questo non me lo prende. Ok, questo qui non lo prende. Allora. Negozio di merci. Negozio di merci. Negozio scontato. Allora. Negozio scontato. La scritta là in alto. Quindi facciamo così. Questo qua. Minchia, quante cose tutte insieme. Allora. Facciamo. Negozio scontato lo traduciamo come discount. Ok. A sto punto negozio di merci. Quindi me l'ha tradotto in italiano. Carta di gioco Idol Light. Negozio scontato è quello? Sì. Lo salviamo pure per sicurezza. Merci. Allora, lui inizia da qui. Lui va da qui. Questo che riconosci così parte da qui. E fai vedere una lettera rossa. Marlona, benvenuto o benvenuta sul canale. Stiamo traducendo il titolo, se ci vuoi dare una mano, nessun problema. Allora, e come glielo cambio mo qua? La cosa logica sarebbe di... Proviamo così, proviamo così. Che ci sono due uguali. Quindi lui prende la prima lettera che è questa qua. Facciamo così.
Cambiamolo soltanto qui in discount. Ok. Mi tiro tutto il rigo e me lo passo da quest'altro lato. Ok. Qui salvo. Qui tanto mo dobbiamo cancellare. Ok. Ok, allora. Chiudiamo tutto e vediamo se questo ha funzionato. Dai, facciamo questi ultimi 5 minuti, poi pensiamo solo a giocare. Anche perché devo vedere quanto mi regge il gioco prima che mi crashi. Allora. Ok, ci andiamo a pulire il tutto. Ok, qua salviamo. Qui abbiamo salvato. Almeno voglio la base che lì mi esce discount. Poi vediamo un attimino come cancellare tutto quello prima. Se però già va bene così e c'è qualche carattere vicino, dai, non fa niente. セガアトラス。ブラック Ok. Allora, facciamo l'accesso. Mi sa una energy drink, ma la devo andare a prendere. Allora, mentre carico, sperando che non crasha, torno subito. Allora, discount qua l'abbiamo aggiustato. Ottimo. Ottimo. C'era il menu interno e si è aggiustato anche discount in alto. Utilizzato per aumentare l'intimità con i confident. Ok. Ok, questi pure ce li dobbiamo aggiustare. Ok, qua torniamo poi a vedere. Allora, il titolo si vede, si sente. Controlliamo OBS un attimo. Ok, ditemi se i volumi sono alti, se ci sono problemi, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto noi dovevamo tornare nel metaverso. E ci posso tornare dal menu metaverso, giustamente. Allora. Ok, sala espositiva 1. Ok, noi ieri eravamo arrivati qua. Ok, allora, ce l'ha fatto. Allora, lasciamo fino... Vabbè, penso che mi posso pure teletrasportare. Eh sì. Sembra che per ora si possa fare una pausa. È necessario recuperare o rafforzare le proprie capacità. Ok, poi dobbiamo vedere questi qua. Ok, teletrasportiamoci là e 到 via. 着よ次はどうするのワンダ Allora, noi ieri eravamo arrivati qua, abbiamo aperto la porta qua, quindi c'è tutto il resto della zona da vedere. Oh, c'è un signorino. No, 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 fermati. Aiuto. I pulsanti in alto a destra è un errore che continua ad uscire, non so ancora che il font mi piace questo qua. Solo che usare il font
che vedete adesso mi dà problemi alcune volte per i pulsanti. 祝福の歌をプラス Allora, voi a cosa eravate deboli? Fulmine. Ma non ce l'ho ancora la squadra per bene. Tutti i compagni recuperano il 39.2 di attacco più 128 di HP. Il che rende tutti attacchi dei compagni del 20. Vabbè, devo un attimo aggiustare. Ok, una volta che basta che selezioni usano l'abilità, a posto. Va bene, va bene. 歌えブラシルナ一緒にやろう Allora, ペルソナ受けてみろ 食らうのだ 私がいるんですから当然の結果ですよね lui vuole venire con noi. I nomi dei persona pure si stanno traducendo correttamente. Bicorn. Anche se voglio utilizzare gli stessi nomi che stanno mettendo nelle traduzioni ufficiali in italiano, quindi sblocchi? Una volta c'è comunque la verifica di rete da fare. Sembra che si sia bloccato, però poi si sblocca all'improvviso. Basta premere col mouse. Comunque è buggatissimo il gioco, eh. Allora, ecco qua. Da qua non so che cazzo c'è dopo, quindi mo lo vediamo. Ok, uso anche questo. Ok, questa si apre. E c'è un bel tesoretto. 宝箱だわ開けてみましょういいものが手に入ったね Cose. Cose, va bene. Tanto non posso neanche cambiare gli equipaggiamenti al momento. Questi vanno tutti da aggiustare. Ok. Allora, facciamo una prova, aspetta. Comunque sto sotto con la VPN. Mo isolo lui dalla VPN. Così vediamo se ci dà meno problemi. Allora, P5 dove sei? Gli diamo il collegamento da qui. Ok. Vediamo se va meglio o se va peggio. Allora. Shadow だ終わりだ Mo. Ripeto, il gioco è facile che mi faccia crashare il computer, quindi se vedete che la live cade, aspettate al massimo un paio di minuti, il tempo che riavvio e torno live. Allora, ガキ手伝って ok, così va in automatico. Ok, ok, vabbè, velocità combattimento. 受けてみろこれでどうだ Prego. 期待には応えこれでも食らえこの機会逃すわけあるまいクライマックス行ってみましょう終焉だ Buon pomeriggio a tutti. Allora, ok.
Ok, X va premuto, va bene, va bene. Allora, qui c'è un casso. Tanto c'è un altro tesoro. 貴重なもののようだいただいていこう Perla di cristallo. Biografie, parti e oggetti per i personaggi. Ok. Oh, questo è なん tosto. と Questo nemico ha un aspetto completamente diverso dal precedente, quindi preparatevi prima di partire. Le battaglie che ci attendono sono difficili, quindi si consiglia di eseguire un perk prima di sfidarli. Ok. Quindi? Edium, benvenuto o benvenuta sul canale. Welcome to the channel. 始まり始まり Allora. Deboli agli attacchi sparo, luce. Ok. Allora. Quindi se io premo qua, no, perché giustamente. Ok. Come ho fatto a apparire la cosa veloce? Ho premuto sul personaggio e mi dà le statistiche dei personaggi. Ok. Allora, a sto punto 受けてみろ vai a terra. 受けてみろ Terra, ok, sto iniziando un attimo a capire bene il sistema di combattimento. A sto punto vado di ghiaccio. 得意技見せてあげる Tutti giù per terra. 華麗に見せるわよクライマックス行ってみましょうお楽しみはこれ Sono から belli duri. Sì, voglio vedere questa speciale. Ah no, questa è sempre quella di ghiaccio. 私を Ok. 導いてもう一度あの頂へ 怪盗団は無事勝利しましたとさめでたしめでたし Un attimo. Ah sì, che giustamente non ti ho settato l'account e tu pure c'hai ragione, fratello caro. C'hai ragione. C'hai assolutissimamente ragione. Ok. Allora, risparmiamo un po' di risorse. Ok. Ok, allora, altri materiali, altre cose. Ok, minchia. Quindi ma adesso mi sblocchi le armi, ok. Ok, sono tutti oggetti nuovi. Però io gli equipaggiamenti non li posso ancora cambiare. Mi sembra. Ok, qua è per sostituire i membri. Qua. Non so che cazzo significa. Ok, qua si possono fare squadre un pochino meglio. A sto punto, volendo vedere... Non c'ho nessuno con tuono. Io pensavo di mettermi un persona. Oh, facciamo così, facciamo così. Io voglio utilizzare lei. Ah, bene, fino a quando non setto l'altro slot non posso cambiare manco persona. Ok, va bene, tutto a posto, tutto a posto. 見て Allora, いいものがありそう何が入っているのかしら楽しみねいいものが手に入ったね ok. Va bene. Va bene. Allora, セーフルームがあるわ un'altra 少し safe di 体を qua. 休めましょう
Allora, tanto comunque devo ricominciare sempre tutto con la versione per aggiustare tutte le frasi. Vorrei aggiustare un pochino tutto per quanto è possibile. Questi pulsanti la vedo un po' difficile. 見ておこう さて Allora, te che puoi migliorare? A sto punto te migliora qua. Migliorami pure le cure a sto punto. Questi sono tutti compagni più 83 di HP. Ok, vai, vai. Questi ci dobbiamo mettere per bene, capire che sono. Questi sono tutti compagni 128. Questa è una cura più forte. Allora, ok, questa qua la lasciamo così. Possiamo continuare. みんな準備はいい？ Quindi 行くわよ。 Flip, solo hai carta del ventilatore di classe C. Solo i possessori di una tessera del tifoso di classe C possono aprire la porta. Ah, ok. E di qua è chiuso. È finto chiuso. Kyuchi は野球選手だったのか。渋谷で見た時の印象とはまるでところで、この先はどうやって行くんだ？何か手がかりは？何ここ？ Ecco, è arrivata pure lei. A posto. 荒井元葉。お前なぜここに？どうなってるの？私さっきまで渋谷駅にいたはずで。そうか、異世界ナビを使ったな。スマホに目玉のようなアイコンがあったはずだ。異世界ナビ？Intersezione. 何あんた白きフードお化け？フードお化け。あんたも何？不審者？あれ？もしかして。 Il mio nome è Wonder. どういうことなの？ここもしかしてコスプレか？変な窮地の像とかグッズみたいなのもあるし。ここは窮地のパレスだからな。内観も窮地のパレス？認知？Sì, stai proprio sognando, guarda. はあ、この女の執念は認めるが、今はシャドウに襲われたら守りきれるか不安だ。 No. Riesce. 自動ロックがかかったか。だが内部のどこかに必ず先へ進むための手がかりがあるはずだ。え、何？もしかして閉じ込められちゃったの？荒井元葉、お前の木内に関する知識、今ここで存分に発揮してもらうぞ。はい。 Ok. Rilevamento del perimetro.
貴重なもの Qualcosa の mi è ようだ。 chiuso. Vediamo qua. これリトルリーグの時の Vediamo se mi sta prendendo なんでこんなものが。 tutti i testi nuovi. Allora, un attimo che controllo. Eccoli qua. Ecco una foto dell'aula di pallone ai tempi della Junior League. Ok, ok, se lo sta prendendo. Ok, a posto. 考えてみりゃよ、この時からなんだ。今のって言っただろう。ここは木内のパレスだ。奴が現実で Vediamo 認 se 知 mi して hanno いること risposto per il fatto delle librerie, anche perché 欲望 ho が出来 trovato 上がって qualcosa しま che った mi 原因 aiuti anche a を tradurre 強く meglio, 反 più 映する。 velocemente, però si blocca durante la registrazione. そうなんだ。 Ok, visualizzato 2 ore fa. Come cazzo mi rispondete? パレス内でここまで明確に荒井元葉が視覚化されているとは。木内はこいつに何やらよからぬ因縁を感じているのかもしれん。あ、いや、うん、大丈夫。おお、ドアが開錠したようだ。写真を見ることがキーだったのかもしれんな。 Allora, le serrature delle porte sembrano essere apri. Quindi lui prenderà la parola. Difatti se la prende tra virgolette. E difatti dopo c'è ancora apri. Quindi io in questo caso devo... No, va rimessa forzatamente tutta la frase in modo tale che... Sì, che ci sono alcune parole che si prende per ogni volta. Se io cerco apri... Ok. Che si prende l'apri da qui. E traduci in automatico il kanji ogni volta. Ok, 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 ok. Beh, faccio il file unico direttamente con tutto tradotto, così quando vede la frase la traduce in automatico per quello che ci serve. No, c'è il trappolozzo. Nani? 侵入者？なんだ、そういうことなら早く言えって。 Eccolo qua. わざわざお前から来てくれるとはな。荒い。思い出させてやる。罪、お前の悪行。 Sì. Ogni volta che c'è qualcosa collegato ad apri, aprire, eccetera, eccetera, prende la parola in automatico dalla traduzione e se la va a mettere. Ok, quindi forse mi conviene toglierlo. 侵入者用の罠だったのかもしれん。何にせよ、今は脱出を優先しよう。ワン。 Allora, vediamo qua che possiamo fare. どこも施錠されているか。だが、先ほどのようにどこかに解錠システムがあるはずだ。いやー、まさにあれジャストミートだったよね。 Ok. No, aspetta, voglio fare sta cosa prima che me ne dimentico. Allora, se noi
Se io questo glielo tolgo da qui. Diciamo che già glielo tolgo. Così non sai i prossimi dove devi prenderti la parola. 遅くこれ野球教室の改めて新井選手、木内選手の勝負球スライダーを打った感想は？投げる時の木内選手のフォームがかっこよかっ Molto bella 速 posizione. かったとかすごかったとかそういう感想どうかな？た。ちゃんとお願いした通りにスライダー投げてくれたから、やっぱり木内選手はかっこいいです。新井選手の木内選手リスペクト熱いですね。続いて木内選手、新井選手について一言。なんですかね、才能を感じる子っすかね。強烈な弾丸ライナーで木内選手のグローブをすり抜けて見事ツーベースヒット。尻餅まで疲れてましたし演技派ですよね。 Ha messa a figura di merda, per questo ce l'ho con lei. まさかと思いますけど、さっきの本気じゃないですよね。いや当然じゃないですか。相手小学生っすよ。ですよね。メジャーも見据えている木内選手が本気で投げたらプロの打者でも打つのは難しいですし。木内選手、いや別に。そういえば新井選手に関してですが、本職はピッチャーだそう Ok, です sta andando abbastanza bene al momento. 私投げるのも打つのも大好きです。ピッチャーなのにバッティングセンスもある。将来二刀流選手としての活躍も楽しみです。以上、野球教室の現場からお伝えしました。先ほどの映像は木内がプロ野球選手時代に野球教室を行っている時のものか。本気で投げたボールを当時小学生だった新井元葉にヒットを打たれたと。その上尻餅とはいい気味だが、奴のそう、この時から木内はスランプになっていって、私が No, aspetta, fammi fare sta cosa, che sennò non vedo se per caso crolla la connessione. Ok, tu è qua. Tu è qua. A posto. Oi, Gabri, che bel cuore colorato. Grazie. Ma tu non stai studiando? Che stai facendo a quest'ora tu vicino al computer, telefono o qualsiasi altra cosa? Hai fatto i compiti? Anche tu non hai fatto nulla di male, いろ ok. いろと事情があるようだが、今はそれどころじゃない。シャドウが今にも入り込んでくるかもしれん。脱出手段を探すぞ。 Cercate una via di fuga. しかし、なぜ今ここで木内の過去の映像が。さっきから妙な胸騒ぎがする。まるでわしらにこの映像を見せているかのようだ。 Non hanno scritto assolutamente さっ niente. きの落 Vabbè. とし穴の件もある。もしかしたら潜入に感づかれているかもしれない。警戒は怠るなよ。
最近成績が良くないって聞いてるよ。また映像が流れているな。メジャー、君だって行きたいんじゃないのかね。それはAglio. なんだよ、歯切れ悪いな。スランプなんて言い訳にならんことは分かってるだろう。コーチ、もっとビシビシやってくれんと困るよ。うちのグループ総出で応援しとるんだ。お得意先からの木内くんのメジャー行きにちなんで案件ぼちぼち来始めてるんだから。はあ、それは分かってるんですけど。ったくそんなんだから小学生の女の子なんかに撃たれちまうんだよ。Figure me. Un po' di figure me da parte sua, 木内、小学生に撃ち込まれだったらな。三流雑誌で茶化されてるぞ。悔しかったら挽回してみせてくれよ。失礼します。 Sono le 18, ci abbiamo un'altra oretta e via. 木内。はい。奴が昔スランプに陥った頃の映像か。E mi sbloccano sta cosa di traduzione. Alcuni risultati dovrebbero già venire meglio in automatico. Ecco, risveglia il persona. スランプなんだって笑いのことだよ。俺らの野球教室で怪我してたらしい。木内選手はスランプ新井のせい。新井のせいじゃん。新井の新井が。やっぱり私のせいで私が全部。Ricomponetevi. Ecco. È pieno di trappole sto posto. Si mena? こちらの侵入者は排除せよ。来るぞワンダ、構えろ。 Ok, un'ora e 20 così riesco a farla benissimamente. 一気に片付けよう。楽しいショーの始まり始まり。 Allora. Ah, tutti i deboli dei colpi d'arma da fuoco. Aspetta, aspetta allora. 祝福の歌をプラシムだ。 Iniziamo a togliere lui da mezzo. Tocca a noi a questo punto. Attacco a tutti e via. Saltino finale. クライマックス行ってみましょう。 Un pick, sì, perché no? Che già dovrei avere, quindi dovrebbe darmi un gettone per il persona. Una volta è X, una volta è B. Madonna mia. やはり潜入がバレていたか。あの女を追うぞワンダ。このままではまずい。出発進行。 Piano. 近くにいいものがあるみたいです。探してみてください。 Qui. Scendo.
Dove vai da solo, scusa? Ok. 宝箱 Tanto だ io prendo tesoro 開けてみましょう いただいていこう。 e altri materiali, altre cose. Uscite e via. Allora, qui che possiamo fare? Qua non si può andare, qua non si può vedere. 休息も悪くない。 Ok. C'è comunque una nuova safe. Ok, vabbè, essendo il primo palazzo ci sta che stanno una dietro l'altra. Allora, pullati, tutto a posto. Arrivederci. 警戒を怠るな。 Va bene. ちょっとなんなのこれ離してよ E ti apri su di me. Attenzione, non si può fare. なぜでこの木内様の球場で会えるのあら妹 Stadio Na. Non so cosa diavolo stia cercando di dire. その姿と声もしかしてあんた木内木内さんつけて呼ぶんだろうがやっぱりお前昔のクソ生意気なガキのまま成長してねえなああったくよ全部あれからなんだよお前が Fortunatamente che ho tolto api, quindi 俺 apri alla prima possibilità. ジャストミートしやがっ Vedi un attimo. なんでそのこ Non と mi piace così come sta venendo. あんたは本当に木内でさんつけろって言ってんだお前さっきよ駅で俺に謝れって言ってたよな謝ってもらいたいのはこっちの方だ俺のアスリート人生台無しにしやがってよいい機会だ Stai per imparare ciò che non vi è stato insegnato nell'aura delle palline batte. 大人の謝罪の仕方土下座してもらおうかやはり捕らえられていたか。 Studenti Arai. もう荒井元葉の知り合いか侵入者多すぎだろまさかあれは木内のシャドウ。シャドウとは人間の裏の顔。その姿形は本人の欲望のままに現れる。それより今は荒井元葉の救出を。あさせるかってのお前らそこでじっとしてないの俺が用があるのはこいつだけだこいつにけじめ取らせたら返してやるよまあ全員しごきは受けてもらうがね Dal mio signore, quindi comunque c'è qualcuno dietro. Mettete le apri. 聞くもんかよお前ら状況分かってんの人質ということか。下道め。 Se mi sbloccano là vorrei riuscire a fare almeno sta prova prima di andare a mangiare. 殺すからな
ここはそれが許される場所。この木内様のパレスだ。さあ土下座だ。 Che per rispondermi al messaggio dovrebbero aver esaminato la situazione. Ergo, se provo a rifare una cosa che sto facendo da 3 settimane per iscrivermi ad un sito, la sessione è scaduta nei tuoi defunti. Ok, mi loggo, vado qui, dico mi scusi, posso iscrivermi? E c'hai la sorella che fa le cose sporche, ve lo devo dire. Vediamo dall'email che mi hanno inviato. Oh Iale, buon pomeriggio. Allora, dammi 2 secondi che controllo un attimo sta cosa e ti rispondo per bene. Ok, questo è il messaggio di supporto che mi hanno mandato oggi. Dai, 3 settimane per risolvere un problema, ma non è possibile. Allora, volevo chiedere se ora sto cercando di accedere alla versione Cina con il numero di telefono, è probabile che il codice arrivi di notte, dico bene? No, Ale. Il problema che si sta avendo in questi giorni per chi sta provando ad accedere è che ci sono, grazie mille che ti iscrivi, ci sono vari provider che stanno offrendo la possibilità di creare l'account per il titolo. Il problema è che quello principale, proprio della Perfect Game, ha problemi nell'inviare messaggi. L'altro giorno 8 ore per riceverne uno. Se fai punto esclamativo persona 5x ti appare un link in chat, però devi venire su Twitch perché non funziona da YouTube. Lì c'è il collegamento a Twitter col provider che ho utilizzato io per entrare. Difatti sto giocando già da ieri e ci ho messo 10 minuti. C'è da fare la registrazione, il controllo, c'è un paio di cose da fare. Io sto tenendo un paio di giorni per vedere se il tutto vada bene. E condivido e cerco anche di farvi settare così come l'ho settato io, in modo tale che appare anche a voi in italiano. Se poi invece vuoi registrarti ancora più velocemente, cerca la versione taiwanese, scarichi il launcher, all'avvio ti chiede come vuoi entrare, nei pulsanti in basso c'è il pulsante di Google, puoi entrare e registrarti lì. Solo che lì il gioco parte il 18. Va bene, allora provo a fare così. Grazie mille. Provo a passare anche in futuro in live perché... Guarda, qua portiamo persone il pomeriggio. Adesso questo perché visto che ci posso giocare, lo sto pure traducendo un pochino in italiano, quindi il pomeriggio lo porto. E la sera stiamo a giocare a Persona 4 Golden. Quindi... vedi un po' se riesci, se proprio vai di fretta, t'ho detto, vieni su Twitch, ti prendi il link e puoi fare già adesso l'account e puoi scaricare il tutto. Se invece vuoi prenderla con calma, scarica la versione taiwanese. Che questo che sto facendo qua comunque con la traduzione dovrebbe di norma funzionare anche con la versione taiwanese perché il gioco è lo stesso di base. Ok. お前の大層崇高な人生を狂わせた原因ではない。夢という名の欲望を自ら放棄したのは木内、お前自身だろう。 Ok, guarda, se col sistema principale loro di Perfect World sto continuando a sentire di messaggi che non arrivano e quant'altro. 何かの欲望を叶えようとすれば Quindi là è proprio un casino. Sono stato l'altro giorno quasi tutta la giornata per aspettare un messaggio, niente. Quest'altro sistema, fatta richiesta, inviato, c'è poi la verifica da fare. Ci sono vari step, non è che una volta creato l'account
è finita lì, niente di complicato. Se vuoi la cosa facile, versione taiwanese, account con Google e si dovrebbe entrare senza problemi. Questo mo è l'ultima indicazione che ho per la versione taiwanese. Poi comunque provo anche io appena si attiva il 18 per vedere se c'è qualche altro passaggio da fare, eccetera, eccetera. そして今天津さえお前の心は歪みきり己の火薬で幾人もの Perché poi vorrei ricominciare pure io la versione taiwanese, se riesco a settare il tutto bene e tradurre per bene anche i dialoghi, quindi comunque ci sto dando un'occhiata. Poi vedremo giovedì se la versione taiwanese darà problemi o no. Guarda, allora potrebbe esserci solo un problema, perché il punto principale dell'account che ho creato anche io, tu ti puoi registrare col numero di telefono italiano, nessun problema. Il problema è la seconda fase, dove ti chiede la prima volta che entri nel gioco, è un'operazione che devi fare solo una volta, ti devi verificare, innanzitutto devi settare la password all'account per fare l'accesso. Una volta fatto questo, entri nel gioco, metti numero di telefono come password, numero di telefono come username e la password che hai settato. C'è poi da fare la verifica dell'account e ti serve un nome e un codice ID cinese autentico. Allora, io sono riuscito a trovarlo, l'ho messo e è andato. L'unico supporto che non vi darò io dal canale, che comunque non è una cosa propriamente del tutto a norma, perché comunque stai mettendo il codice fiscale di una persona, mettiamola così. Quindi chi vuole provare il tentativo così come ho fatto io dico quello che ho fatto, poi ognuno decide cosa fare. Quindi sto sperando che per molti il problema non si ponga con la versione taiwanese, che una volta entrati con Google ti fa entrare nel gioco e basta. Quindi saranno giorni pieni per tutti. Io faccio le prove, quello che riesco a rispondere vi rispondo tranquillamente e vi do una mano. Ecco qua, è Ale che è passato su. Sì, deve essere un po' ladrifantasma per sì, sì, però ne vale la pena. Allora, se vuoi ti faccio vedere un po' le cose che ho sbloccato finora, ti metto un po' di acquolina, ti faccio vedere un attimino com'è la situazione attualmente. Cioè non c'è problema. Grazie mille per il follow. Vuoi dire Ponzi? No, non credo. Non credo. Ok, appena finisce sto dialogo, anche perché penso ti riesco a far vedere un combattimento e adesso vediamo pure un risveglio. Di norma quello che sto vedendo è, hai presente Genshin Impact? Togli tutta la roba di Genshin e mettici battle system alla persona, funzionalità dei giochi persona. A me garba. Ecco, allora se ci giochi, io mo ti faccio vedere un paio di cose. Io ci ho giocato solo qualche volta, quindi ho visto poco o niente. Però a questo punto, se dai un occhio pure tu adesso, la prossima volta, io qua penso che tra un po' è finita e ci fa muovere. Per me Genshin con la skin di persona. Se qualcuno mi dice lo vuoi un Genshin con la skin di persona per 4 anni rinnovabili, puoi farmare tutti i giorni, tu me lo confermi che farmi tutti i giorni, nuove missioni, nuovi social ogni tanto, nuove parti di storia, minchia io ci metto la firma subito, immediatamente. Va bene, ecco. No, io già ce l'ho persa. Ale, già ce l'ho persa. Sto facendo un casino, però vedi, riesco a tradurre le cutscene in tempo reale, quindi il gioco lo sto capendo. Se tu mi chiedi la trama finora, io te la so spiegare. Bello che mi sto facendo il mio persona con blackjack e squillo di lusso. Posso mettere tutto il testo che voglio.
Mia, lei si è arrivato proprio nel momento esatto. Sto facendo alcune prove, ho anche trovato il modo, che quello di base è uscita tramite internet in giro, il modo di avviare questa autotraduzione, però funzionava in inglese. Mi sono messo, ho dato anche un suggerimento nel gruppo dove ho trovato sta cosa. All'inizio mi avevano manco calcolato, poi hanno messo per le altre lingue. L'ho settato in italiano e adesso ho scoperto il modo e ho fatto degli esperimenti prima. Posso aggiustare le traduzioni sbagliate, quindi sarebbe mia intenzione fare un file zippato, una cosa da dare a chi piace il progetto. Installate persone, entrate, applicate i file che vi do e ve lo trovate in italiano con i testi corretti e tutto. Ora non so quanto riuscirò a tradurre, però allora questo è un combattimento. Allora, quindi noi già stiamo combattendo da 3 ore. Quindi tu cazzo sapete combattere. Minchia, ho fatto fuori già 20 nemici un altro po'. Sfocate la vostra rabbia. Allora, mo ti faccio vedere quello che ho fatto finora. Sto facendo varie prove su vari punti. Appena riusciamo a tornare ad Akihabara faccio vedere tutto subito. Allora, questa è una boss fight, quindi dovrebbe essere anche un pochino impegnativa. Allora, l'unica cosa è il gioco è pesante su PC. Pesante. Infatti a me fa crashare il computer spesso e volentieri. Allora, vediamo un po'. Ma io con i fulmini non c'ho nessuno ancora. Non c'ho lo zio, non ce l'ho. Vedendo sui primi combattimenti. Fanno un cazzo. Sì, vabbè, guarda, allora sto gioco Persona 5 Royale, lo prendi. Cioè Persona 5 The Phantom X. Cioè te lo dico proprio facile. Ma attenzione, tu mo vieni. Ragazza, aspetta, fammi un attacco a tu. Ecco qua, ragazzi. Pigliatevi sto bello mazzio e andate tutti a te. No, non vanno a te. Un po' di cura. Ok, spero che lo ottimizzino almeno per quanto riguarda l'ottimizzazione, perché sennò minchia. Se attivo l'overclock e mi va fisso a 60, all'improvviso crasha completamente il PC. Infatti minchia, sto da 1 ora e 38, è pura utopia sta cosa. Inno al flauto di foglie. Il compagno guadagna un bonus di attacco del 15 più 30% fino in base a Tomoko per 2 turni. Vediamo un po' l'attacco a lei. Non è manco attacco magico. Sì, spero che un giorno metteranno anche i personaggi. Allora, già il primo evento che c'è è sui personaggi di Persona 5. Ci sono forti rumor, ma secondo me non c'è manco bisogno di quelli. Te che conosci Genshin e sai che se non escono i personaggi loro non guadagnano. Qua hanno aggiunto molti personaggi e te li faccio vedere a breve, giusto il tempo che passiamo sta scena. Ma in automatico tutti i personaggi usciti finora nei vari giochi di Persona usciranno come pullate da fare. Cioè non dovete neanche preoccuparvi di creare nuovi personaggi. Minchia, già ne avete a iosa. No.
Ho sbagliato il pulsante. Vabbè, vabbè, fa niente. C'è un altro attacco tuo, non avevo visto. 簡単ですね。 Allora, voglio vedere l'abilità speciale sua. Sei pronto per vedere un attacco Showtime o Highlights, quali chiama? Sei pronto? Ok. Diciamo a lui che è lo stronzo della situazione. 行こうアルビルダ。これが私らのホームラン。特大アーチいただき。 Sono sempre belle. No, sono sempre belle, non gli puoi dire niente. Cioè, che gli vuoi dire? Ma non ti permettere, sei il primo fight, ma non rompere il biscottino per piacere. Sì, ma guarda, sono bellissime. ブラッシュルだ。一緒にやろう。 Poi da come ho capito ci sono anche le abilità tra alleati, però solo che ancora le devo bloccare. Questa è ancora la parte tutorial. Io sto da ieri un pochino perché laggava, un pochino perché i casini, un po' di qua, un po' di là. Mo mi sta iniziando a dare un pochino di libertà e sto riuscendo a fare qualcosa. Infatti devo capire, quella è la cosa importantissima, come funziona la stamina giornaliera. Cosa posso fare al giorno? 終わったね。 Allora. Dai, dai, fate tornare in città così faccio vedere le cose ad Alex, dai. Allora, sì, c'è un oggetto, l'espresso, che dice recupera tot di stamina. Ora devo capire innanzitutto se mi ha tradotto correttamente stamina o se utilizza qualche altro termine. E capire eventualmente come funziona il tutto. ペルソナを覚醒させた反動でペルソナ。 Voglio capire come funziona il sistema del calendario. 私から出てきた。 Diciamo che è ancora il tutorial, quindi vai avanti, fai questo, ti spiego come affrontare i palazzi. Vai avanti, ecco, ti spiego i combattimenti. Vai avanti, ti spiego questo. Non c'ho ancora la libertà di un persona, mettiamola così. Però penso che a breve dovrebbe esserci. 説明してやる時間の確保を両立させたい。 Sì, sì. Infatti finora ho fatto giusto un paio di cose che all'inizio della live, se vuoi posso farti anche un piccolo esempio adesso e ti faccio vedere nell'effettivo che sto facendo con la traduzione. Anche perché, come ho scritto nel titolo, mi serve un aiuto da parte delle persone che conoscono Persona. Se mi danno una mano a decifrare i nomi originali delle abilità, noi mettiamo direttamente quelle e via. Oi, Peppino. 乗せてやれ。 Quelle di base già dovrei aver risolto tutto. C'è qualche abilità un pochino particolare che mi serve più qualche nome specifico. お腹空いちゃった。 Prima sono stato qua 4. No, erano 3. È stato un 20 minuti. Ho tradotto 3 oggetti. No, tutte le abilità. Tutte. Bufu, Zio, Garu. I termini quelli là di base già ho trovato come inserirli e il gioco se li prende in automatico. Il problema sono le altre abilità che da nomi strani. Ora se sono abilità nuove si decide un pochino tutti quanti insieme e gli si dà un nome e si mette quello. Se è un'abilità che già esiste comunque in un gioco Persona, noi ci prendiamo prima di tutto la traduzione ufficiale italiana e gliela mettiamo sotto. Se no la facciamo a modo nostro. Diciamo che sto facendo questo e che per me già così è giocabile e io lo continuerò a portare. Sto cercando di fare qualcosa per dare una mano a chi vorrebbe giocarlo un pochino meglio. Salve. Così è arrivato oggi, tutto a posto. Tutto a posto.
今もこうやって Scesa e viene 話して dopo. る。もう受け入れるしかないかな。わしを風洞化けと呼んだこと忘れておらんから。あれ、ルフェルって結構根に。それに木内と Oi, Francescone, buonasera. Buonasera, Francescone. あの場所が木内 Come la va? に関係してるって言われてしっくり Sì, mi è stato confermato. Il gufetto si chiama Luffy. Come mi hanno detto sta cosa subito. Cioè, Francesco, posso mai vietare di chiamarsi Luffy? Ho sentito che c'è Francescone. Sì, c'è una lotta in... No, è grande Francescone. Francesco, ti vogliamo bene, ti vogliamo vedere. Tanti bacioni. Tanti cazzotti in testa da parte di Giuseppe. Oh, bastardo, quando appari tu, Peppe e fa il cuore. Fosse una volta a me facessero pezzo di merda proprio, mamma mia. 改めて説明 Proprio cacca fumante. Io so varie abilità, ma ho paura di poter dire roba. Allora, Ale, tu adesso sei arrivato nel canale. Questo è il canale delle libertà, fin quando è possibile. Quindi pure se dici una cosa e si vede che hai sbagliato, non ti prendiamo in giro, non ti cazziamo, non offendiamo. Raga, siamo esseri umani, si sbaglia. Noi mettiamo insieme le idee, ottimizziamo il gioco per come ci viene e ci divertiamo. 何年か前まではバリバリの現役で私 Infatti io devo trovare dopodomani massimo arriva il PC. Oh sì, io gli ho dovuto togliere l'overclock perché crasha tutto con Persona, Francesco. A livello di ottimizzazione è fatto un po' a merda, se posso dire. まあ奇抜という No, la gentilezza è la prima cosa, Ale. Io sto cercando di far diventare questo una professione, guadagnarci qualcosa, vivere, stare tranquillo e sereno. Però lo faccio pure per divertirmi con gli amici e che arriva sul canale. Quindi quando vieni qua, togliti le scarpe, togliti i calzini, ti siedi, ti fai un bel caffè. Se fumi, ti fumi una sigaretta. Fai quello che vuoi, vai proprio tranquillo. わしも初めて見た。だからこそ Allora, da 3 ore mi stavi facendo fare le traduzioni e non c'era nessuno. È arrivato Ale, sta apprezzando. Facciamo vedere qualcosa. Così. 昼休みにも Anche perché Ale, da quello che ho letto dentro, さっきの話で c'è... Ale, al massimo ti castriamo chimicamente, non ti preoccupare. Allora, Ale, lui è Francesco, è uno dei moderatori. Quindi già stai capendo che sei capitato in una gabbia di matti. Vai tranquillo, può solo che peggiorare. 改心させたら木内 Tu se vedi un utente che si chiama Spirito del Rancore, aspettati di tutto. Non sappiamo quando entra all'improvviso. お前にも共有していなかった Io vivo in gabbia di matti. Ah, sta a posto allora. 話 Tranquillo, しておく。 tranquillo. まず歪んだ欲望が消える。だが罪を犯した記憶、それに耐えられなくなった現実。 Ecco, mangia. じゃあ今 Il まで personaggio seduto al tavolo accanto a una skin, quindi sarà un altro personaggio. そっかそれなただ奴に奪われた人間 Lo spirito se stasera non si butta da una finestra rimango piacevolmente sorpreso. Ci siamo sentiti l'altro giorno, ma ha detto che sta pieno come un uovo. 自分で立ち直るしかないだ Me ろ l'ha detto. 全部を奪い返せるわけじゃないんだね。てか Ok. 早く木内を改心させないとまたと落ち着け Francesco, quando mo arriva il computer, il primo titolo pesante che gli butti giù, qual è? おそらく Cosa usi come prova? 警戒が強まっているだろうし攻略には時間もかか現実世界でも怪我人が出たばかりだしな木内の部 Ah, comunque, Francesco, secondo me, になっているはず pesante in realtà ci dovrei pensare, ma tu l'hai fatto il computer in un negozio dalle tue parti, online? Perché ti dico, 今は急ぐべき io dopo anni di onorata carriera penso che il mio PC... Alastor, benvenuto nel canale. Penso che stia per esalare l'ultimo respiro, quindi 確かにルフェルの言う通りだ。 mi chiamo Alastor ma puoi chiamarmi Nautilus se vuoi. No, tu come preferisci essere chiamato? 心はクール Per me non è un problema. Vai tranquillo, dimmi come vuoi essere... Nautilus. Ok, allora, Nautilus, benvenuto. Lo sai vero che non me lo ricorderò mai
e molte volte ti chiamerò Alastor. Io quando possibile ti chiamerò Nautilus. Prometto. Prometto. Sì, l'ho fatto da un negozio qua in città, mi fa piacere sostenere le botteghe. Ma spediscono pure? E ti dico la verità, per quanto sai sono appassionato di computer e quant'altro, un negozio di fiducia non ce l'ho. Magari mi fottono pure, ma oh, lo faccio in buona fede. Vabbè, se il computer che hai fatto va bene, ti ho detto io voglio iniziare un pochino a muovermi perché lavorando mo quest'estate a settembre 木内自身に問題にしてもらう。 mi serve un computer nuovo. 木内を追い詰めるのできるけど、 E visto che pure col canale qualche piccola soddisfazione ce la stiamo prendendo e voglio portare sempre più cose, mi serve potenza. Francesco, ho un i7 6007 montato sopra. Tu hai capito da quanti anni sta qua dentro e le guerre che ha fatto sto coso? Non ce la fa più. È al limite. Nautilus, anche tu qui appassionato di persona? Ah, e stavo per dire, Alex, ci sei ancora? Che questa è una cosa importantissima, ragazzi. Soprattutto per chi è qui per persona. Vedendo alcune pagine per capire un pochino per le traduzioni, eccetera, sembra, però non so quando si sblocca, potrebbe esserci comunque come per Genshin una sorta di collaborazione multigiocatore. Quindi penso si potrebbe creare la propria gilda, il proprio gruppo di ladri fantasma e scambiarsi codici, nickname e quant'altro e collaborare a qualcosa. Quindi se si attiva sta cosa, Ale, te lo devo dire io che dobbiamo fare la gilda italiana più forte di tutti i tempi e dell'universo. Io te l'ho detto. No, solo Persona 4. Persona 4 lo stiamo portando la sera. Guarda, non ho ancora capito come. Non ho ancora capito come. Cioè, qua il gioco mi sta continuando a sbloccare cose. Infatti, Nautilus è da un anno. Persona 4 Golden è il mio preferito. Un anno fa ci volevo giocare, però volevo togliermi prima. Leggi i messaggi che ti ho mandato su. Ah, scusa, Francia, è vero. C'è quel sito che avevo mandato su Telegram del Giappone che tutti raccomandano, Lorenzo pure. In generale, quanto tempo fa è mandato e che me lo recupero? Dove ti scegli i componenti? Fai tu. Io mi ricordo PC Specialist, so che è buono. Allora, non so se... guarda, se aggiungono una modalità fight, più persone, qua ci divertiamo. Ok, a posto. Io già l'avevo addocchiato quello là, che c'è prezzi buoni e ne ho sentito parlare bene. Quindi mo voglio capire pure sta cosa del eventuale multiplayer com'è. Diciamo che il mio piano al momento è sto studiando sta cosa del tradurre e vedere come funziona. Fare una prova il 18 e vedere la versione taiwanese se funziona, eccetera. Se funziona questo anche lì ed è più comodo stare sulla versione taiwanese, ci mettiamo tutti lì, iniziamo a giocare e poi vediamo. Stavo dicendo ad Alastor, Persona 4 Golden è il mio titolo preferito della serie Persona. Da un anno che ci volevo giocare. Ho detto però devo risolvere prima con il 3 perché da quando l'ho giocato la prima volta non sono mai stato capace di finirlo. Finito quello ci siamo fiondati su Persona 4 Golden e quasi tutte le sere lo stiamo portando. Tu già l'hai terminato, l'hai finito, ci stai giocando per la prima volta? Ale, lo sto sperando pure io. Infatti questa versione cinese qua è ancora open beta. Voglio vedere la taiwanese altro com'è. Ma ti ho detto, iniziamo a capire dove ci possiamo settare. Io per la versione questa qua ho pure visto per i pagamenti, Ho visto un gameplay ma non ho mai effettivamente giocato Persona 4 Golden. Però pianifico di giocare. Allora, guarda, io sono uno streamer imbecille, vado contro
i miei stessi interessi. Non passare la sera allora. Non passare. Se ti piace, se ti vuoi vivere una bella avventura estiva, giocatelo in estate, perché per me Persona 5, Phantom X, Persona 5, Persona 3, tutto quello che volete, però il 4 Golden, infatti come uscirà il remake io penso che come leggerò la notizia del remake del 4 io mi spoglierò nudo e correrò in strada con fuochi d'artificio e cose varie. Che se mi fanno il remake del 4, ok. それが私の野球道。 Se mi fanno il remake del 4 come mi hanno fatto il remake del 3, madonna, no Ale, tu Persona 3 Reload l'hai giocato? Hanno fatto, ecco, che hai sbloccato mo? Che è successo? Cose nuove. Allora, aspettate. Allora, ecco, se mi fanno un remake del 4 come hanno fatto il 3, io devo cambiare mutande ogni 5 minuti, perché c'è un problema. Allora, mi ha sbloccato, aspettate che qua giustamente il file si è riempito da 3 ore. Allora, sfida nel regno del destino e della depressione per ottenere materiali per la crescita e potenziare rapidamente i banditi mostruosi. Oh, Persona 4 è, cioè, il mio amore. Cioè, con tutto il bene per gli altri che adoro, ma il 4 Golden è il 4 Golden. In uno stato di depressione. Sì, leggendari banditi mostruosi. Francè, c'era la pagina, aspetta, forse riesco a fartela vedere, aspetta. Allora, quindi abbiamo sbloccato nel metaverso, quindi si carica il menu. Ecco qua si usa la stamina. Ok. Completamento dei compiti giornalieri per il programma. Selezionare in uno stato di depressione. Ok, vabbè, sollevare categorie dove andare a far mai materiale. Sì, castrazione, uscì. Io ero da solo, ho iniziato a ridere per 5 minuti, Francesco. Quindi noi premiamo qua. E sui vari dungeon. Ok, questo è il primo. E mi consumi 20 di stamina. Ok, a sto punto facciamo così. Togliamo lei e mettiamo lei. Però lei la voglio un attimo potenziare, scusate. Che cos'è qua? Altri giocatori che ci possono dare una mano? Allora, sto cercando di capire. Sì, difatti non c'è calendario al momento. Lo faccio così. Dov'è? Vieni qua tu. Ok. Come si è preso il rigo? Watanabe Oshi. Ok, quindi lui giustamente si è tradotto. Sì, il problema è che alcune volte funziona talmente bene che mi fa le traduzioni spiegandomi anche alcune cose. Quindi e devo capire come oscurare quei pezzettini là. Qua va meglio. È il palazzo che è pesante, un accidente. Ah, Ale, avviso te e anche gli altri. Francesco già visto un pochino ieri. All'improvviso il gioco può farmi crashare il computer, quindi se vedete che cado datemi il tempo che riavvio e ritorno online. Allora. Ciao Joker. Joker è un segnale inquietante, vai. Che voglio capire pure. Ok, quindi per fare queste cose la stamina, in quanto si recupera, altre cose posso farla senza la stamina? Quindi ci mettiamo, capiamo il gioco e via.
Poi questa è un'altra cosa del combat system. Quando butti qualcuno a terra, ti si apre il ventaglio dei 4 personaggi e tu scegli chi, come se fosse il button pass. Solo che selezioni chi deve fare l'abilità e fanno un altro attacco. Poi Magaru è venuto tradotto correttamente. Ok, già qua sono combattimenti un pochino più impegnativi. Ok. Allora. Ho avuto il culo, ho pullato già un navigatore, quindi mi dà dei bonus e c'ho varie cose. Ok, fatto. Tu devi morire. Vai, Joker. Minchia, Joker, non facci tu. Facciamo un pochino lui a te. Ma loro a cosa sono deboli? Sai che non ho visto. Ah, sì. Ma io mi sono tolta quello del ghiaccio e questi sono deboli a ghiaccio. Ma lo mi prendi per il culo, persona. Sì, come sempre. Allora. Oggetti inutili che li uso. Tirati un po'. Allora, aspetta, voglio vedere l'abilità finale di Joker. Ecco. Un po' troppo aggressivo però, Quindi li ha rotti. Non c'è stato manco più il tempo di giocare. Li ha rotto tutto. Ancora? Salve. Allora, voi a cosa siete deboli? Tutti col ghiaccio, ragazzi, ma state bene. Ok, 2 ghiaccio e 2 fulmini. Ok. Allora. Tipo questi qua li dobbiamo cambiare. Allora, ne facciamo così. Uno va giù e gli facciamo un altro attacco elettrico e vai anche tu giù. Tu hai fatto cose, poi capiremo cosa hai fatto. Penso che sono 3 fight. Uè. Beh. Che cos'è? Che cos'è? È finito? Mo ti rompo. Aspetta, no. Si appoggia fuori uno di questi. Comunque ora devo andare, è stato interessante vedere come il gioco e scambiare 4 che penso che aspettavo la versione giapponese che è di certo più simile. Sì, Ale, innanzitutto grazie che ci siamo trovati e poi ti ho detto vai tranquillo, tanto io lo porto tutti i pomeriggi, poi quando vuoi passa e nei prossimi giorni come parte la versione taiwanese vediamo un attimino come ci dobbiamo settare per bene. Quindi buon pomeriggio. Non mi rimanete da solo con Francesco, quello mi fa le cose cattive, mi fa. C'ho paura di Francesco. No. Oh no. Buon pomeriggio. Poi se vuoi stasera stiamo su Persona 4 e ci facciamo 2 risate. Fin quando non viene Francesco. Francesco non fa le cose cattive. Sì, finito qua mi faccio un attimo una commissione. Prima di mangiare ci sta un PD veloce. Anche perché lo devo rimettere a riscaricare perché ho formattato di nuovo stamattina, Francesco. Devo capire quale cazzo fosse il problema. Il problema è lui che ha ottimizzato una merda. Cioè, hai detto proprio papel.
Che cos'è qua? No, io anzi, guarda, guarda. Giustamente. Se io c'ho Steam sotto. Faccio. No, lo devo caricare dalla libreria. Payday. Ecco qua, a posto. Ecco qua, ho messo a scaricare adesso. C'ha la priorità un po' bassa. Però piano piano solo scarica. Allora, quindi faccio le lotte e vado dal cubo mistico della vita e della fede. E abbiamo preso cose. Ok. Si aggiungere questa cob... Ah, ok, ecco, quindi sì, ci sono gli amici. Ecco qua, ho aggiunto una persona. In persona. Va bene. Ok. Ok. E quindi qua tutto a posto. Quindi questi sono qua. Completamento dei compiti giornalieri. Allora, innanzitutto sblocchiamo tutte le cose sul telefono. Allora, nasello. Posso sbloccare lui con qualcosa. Aspetta, fermati. Potenziamento delle caratteristiche, ok. Ce l'ho un sigillo a lui. Ok, vabbè, sale di categoria. Solo invece di istintivo, mo vediamo che parola mettergli. Ok, quindi te posso ancora potenziare, giusto? Cioè a livello massimo, di già. Giustamente c'è il rank da salire. Va bene, va bene. Ho una pippa perché lui ha 30 e devo avvisare. Le altre cose non... Allora, Francesco, io sono stato oggi... No, a parte che c'è un premio, aspetta, un regalino. Allora, ecco. Chiaro, no, Francesco? Tutto chiaro. Vieni a Bailan ZX. Giusto? Tutto chiaro. Chiarissimo. Chiaro come il sole. Allora, questo me l'hai tradotto. Ok. Ah, ok, piano piano sta scaricando. Che lui si riconosce i pezzettini un po' alla volta. Ah, Francesca, aspetta, mentre qua mi serve il tuo parere. Che paradossalmente, per quando sei una chiavica, sei una delle poche persone a questo mondo di cui mi fido di più. Guarda un po' qua, aspetta. Vedi se ti piace come è venuto. No, la signorina, non guarda subito la signorina. Ferma l'ormone. Allora, ho tradotto qua. Che ho scoperto come intercettare i file e cambiarli al modo mio. Innanzitutto ho tradotto la scritta distributore automatico. Che prima usciva tutta cazzara. Così invece va. E ho tradotto le cose qui dentro. Può essere bevuta, usala nel metaverso per ripristinare il 2% di SP all'inizio di ogni turno, durata 2 battaglie. Ho tradotto i nomi, ho tradotto la scritta qui, ci ho perso 5 minuti per capire qua come dovevo fare uscire la scritta precisa qua. Cioè, così. Dai, è intuibile. Dai. Poi ho tradotto le crepe, negozio crepe. Poi ho tradotto sala giochi. Poi c'è sto cazzo di discount che non gli riesco a togliere i 2 caratteri cinesi all'inizio. Non ho capito come cazzo devo fare.
Allora, scattiamoci il bonus così stacco e mi faccio queste 2 o 3 cose così una partitina ci sta se finisce in tempo. Allora, questo l'ho preso. Io inizio a prendere. Ok, siamo saliti di livello. Molto bene. Questi vanno tutti aggiustati. Allora, se vogliamo essere non si iscrive... Sì. Il problema è che quando scrivo troppo mi sfora tutto, quindi mi sto risparmiando pure le singole parole. Quindi ho fatto veloce crepe, ma proprio così, giusto per farglielo entrare. Ma giusto per... lo so, il problema è che soprattutto con le lettere accentate mi sta dando problemi. Molto problemi. Molto. Che c'è un font che... Bloccato? Morto? No, ok. Dopo pensavo si fosse frizzato tutto. Alcune parole, soprattutto quelle accentate, difatti prima qui c'era Pu e la O accentata, l'ho dovuta togliere perché cambia il tipo di fonte e viene un po' uno schifo. Mo come riesco a capire fin dove mi posso spingere? Poi cosa ho cambiato? Aspetta, sono riuscito a cambiare un attimo qua. Dal menu qua. Tipo, vedi dove qua c'è sblocca unruly? Qui c'era tutto un rigo grosso che arrivava fino a qua. Si capiva un cazzo. Massimo sono riuscito a restringerlo così. Sto chiedendo nel gruppo di chi sta facendo uno dei file che mi serve. Ma posso aggiustarmi un pochino io la grandezza dei caratteri, le cose. Posso programmarli in qualche modo. Che poi tipo c'è questa frase sotto che non riesco a cambiare in nessun modo. No, nasello. Nasello, vai via. E almeno sono riuscito a cambiare i valori qua, attacco, difesa, eccetera, eccetera. Questo sotto devo capire soltanto, dovrebbe essere percentuale di cura, quindi glielo voglio andare a cambiare. Solo devo capire per bene come fare e poi devo cambiare tutte queste cose qua. Splendore, in particolare la gloria. Aspetta un attimo. Splendore. In particolare la gloria di Buddha, eccetera. Cioè c'è scritto tutto quello là dentro. È normale pure che mi crasha il gioco. Si trova 80 km di testo, giustamente mi fa crashare tutto. Allora, vediamo solo gli obiettivi. Che sì, al risveglio l'ho fatto. Poi ho cambiato pure alcune scritte qua. Preso se l'è preso. Devo soltanto aggiustare alcune cose. Però di base, così almeno è sempre meglio la versione coreana che... Quindi ho completato qua. Posso riscattare qua? Allora, Tani, va bene. Ok, si può selezionare questo. E poi ci sono gli obiettivi di livello 2. Che già ho fatto cose. Ah, tipo questi mi sono tradotto. Completa obiettivo 1, fase 1. Porta il protagonista a livello 12. Il preso sotto sono riuscito a cambiarlo. Completa la main quest, però qua viene troppo lunga. 10 firme, non so che cazzo è. Sì, Franci, mo difatti stacco pure io. Vado a salutare pure un attimo a Peppino. E poi riprendo dopo con calma. Appena finisce di scaricare e ho finito pure io di fare il tutto, ti contatto. Tanto dovrei avere un'oretta e mezza libera. Che cazzo voglio sperare ce la faccio, porca la miseria. Che mi dai tu? Questo lo faccio stasera. Ok, allora usciamo. Però voglio capire qua. Bisogna completare questi per passare avanti, ok. Un invito effettuato, giorni di accesso fatto, consuma 3 punti azione.
Continuare avanzamento della trama principale. Completa 2 volte Regno del Destino. Ok. Non so. Non c'ero. Cose. Cose, giustamente. Vabbè. Allora, voglio solo vedere. Qua sono quelli da riscattare. Vabbè, questi qua al momento inizio a prenderli. No, poi mi dimentico e non mi prendo i bonus. Prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto. Allora, dal menu qua. No, era da qui. Allora, questo alle 23. Registratevi per un totale e otterrete. Ok. Allora, al momento posso uscire. Allora, per uscire, telefono. Questi me li riscatto tutti dopo. Ok, che almeno qualche piccolo file. Ok, io riprovo a rimettere il BIOS normale, vedo se muovendo qualcosa all'interno mi passa un pochino tranquillo. Allora, personcine belle, io adesso stacco, vedo un pochino il da farsi. E anche perché voglio fare una rapina subito. Quindi qua lascio scaricare il titolo. Ci vediamo per le 8:30, 9 meno un quarto con Outlast. Aspettiamo Gianmarco e passiamo a Persona 4 Golden. Nel frattempo, buon appetito a tutti. Il mio stomaco sta un attimino pappuleando. Ci vediamo più tardi.